Buongiorno e benvenuti, oggi è lunedì 29 maggio 2023. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.12. La luna sorge alle 4.56 e tramonta alle 19.29. Oggi, 29 maggio, si celebra Sant'Alessandro. Il nome Alessandro deriva dal greco e significa difensore dei propri sudditi. Il suo numero è l'8, il colore è il giallo, la pietra la pirite, il metallo l'argento. Oggi il nostro consiglio riguarda il mal di gola. Si diceva una volta di evitare l'acqua fredda per non rischiare di ammalarsi. Ma ci chiediamo, davvero l'acqua fresca è così pericolosa per la nostra salute? Beh, ci dispiace deludervi, ma è ora di dire addio a questa credenza popolare. Oggi in realtà sappiamo che la vera causa del mal di gola sono il fumo, l'inquinamento. Quindi, la prossima volta che avvertite un leggero fastidio alla gola, non temete l'acqua fresca, piuttosto evitate di fumare e di respirare aria inquinata. Compie oggi 64 anni l'attore inglese Rupert Everett, noto per aver recitato in film di successo come Prêt-à-porter e Shakespeare in Love. Festeggia a 52 anni l'attrice Carlotta Natoli, figlia d'arte che ha esordito a 8 anni nel film Confusione. Ha poi partecipato a diverse serie TV e fiction, tra cui Tutti i pazzi per amore e La compagnia del cigno. Infine, oggi compie 56 anni Noel Gallagher, ex frontman degli Oasis e fondatore del collettivo Noel's Gallagher High Flying Birds. Il primo album del collettivo ha conquistato il doppio disco di platino per le 600.000 copie vendute nel Regno Unito. Vi portiamo in cima al mondo, il 29 maggio del 1953. Edmund Hillary e Tenzing Norgay hanno sfidato l'Everest, la montagna più alta del pianeta, e l'hanno conquistata, nessuno prima di loro è riuscito in questa impresa. Furono infatti i primi a toccare quel tetto celeste a 8.848 metri di altezza. Il castagno dei 100 cavalli è un albero plurimillenario che si trova nel Parco dell'Etna, il comune di Sant'Alfio, ed è uno dei più grandi d'Italia. Secondo la leggenda, la regina Giovanna d'Aragona, che a passaggio nella zona del vulcano, incappò in un violento temporale e si rifugiò proprio sotto quel castagno, non da sola, insieme a tutto il suo seguito. È il momento di scoprire cosa riservano gli astri con i consigli di Marco Amato. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Iniziamo con una luna in Vergine. Ariete, oggi la disponibilità della luna è versata sul farvi concretizzare degli affari importanti. Rivedete un po' i conti in banca e organizzatevi bene. L'inizio della settimana sarà molto tecnico per poi lasciare allo svolgersi della settimana un qualcosa di veramente piacevole. Toro, la luna è dalla vostra parte oggi, favoriti gli incontri e la ripresa di alcune relazioni. Un accordo vi sembra probabile, chiedete consiglio, non siate precipitosi. Gemelli, il sole splende nei vostri gradi, splendidi e redivivi, di nuovo comunicativi e con un Marte che vi solletica e che vi obbliga alle passioni, ma Saturno mette un freno. Qualcosa vi innervosisce? Cancro, la bella Venere è ancora nei vostri gradi, oggi fa molti aspetti e tende a diramarvi su tutta una serie di settori dello zodiaco a voi molto congeniali. Ottime promozioni al lavoro, buone notizie e soprattutto incontri amorevoli. Leone, la giornata oggi inizia con un Marte che crea un po' di tensione, rivedere alcune problematiche relative a dei progetti o a dei piccoli successi che però presentano qualcosa che non va del tutto alla perfezione. Sappiate quindi oculatamente valutare il tutto. Vergine, oggi inizia con voi la luna a inaugurare questa settimana piena di emozione. Seppure dovrete aggiustare delle cose, perché in programma avete forse una piccola partenza, una piccola trasferta, oggi sarà la giornata giusta per calendariare bene tutta la settimana. Bilancia, oggi è giornata un po' emotiva, la luna è per voi in 12° campo, anche se in serata abbraccerà i vostri gradi delle emozioni che finalmente in questo lunedì sera culminano portandovi via, magari tra le braccia di qualcuno. Scorpione, giornata oggi favorita dalla luna, quindi oggi potrete farvi capire.
quindi perché no, potrete provare a spiegare le vostre motivazioni ai capi al lavoro del perché vi sentite soddisfatti o al partner se non vi sentite ascoltati. Sagittario. La luna in serata sarà molto più generosa con voi e Marte vigoroso vi accende di nuovo di passioni. E gli smarrimenti degli ultimi periodi sono ormai un ricordo. Adesso agite, amate, andate. Capricorno, la giornata di oggi vi mette un po' alla prova. Una luna con un incontro decisamente inaspettato che scatena in voi delle pulsioni. Che strano per voi granitici Capricorno, ma in fondo il periodo con una bella Venere che vi persaia da lontano è suscettibile ad incontri e ad imprevisti in amore. Acquario. La giornata di oggi è una giornata che inaugura una serie di positività e una ripresa intellettuale, mentale e soprattutto creativa importantissima. La luna già in serata vi farà frullare delle idee in testa in questo apparentemente noioso lunedì. Sarete vulcanici e produttivi di idee, affascinantissimi in amore. Non fuggite. Pesci, giornata oggi all'insegna di una certa contrazione saturniana. Il Sole e Saturno oggi non vanno d'accordo, vi potrete sentire stanchi e un po' svogliati. Voglia di fuga già preannunciata dagli altri pianeti nelle scorse giornate. Cercate però di essere chiari con il partner e giustificare con chi amate la vostra vaghezza. Bruxelles, palcoscenico della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. L'incubo si materializza nel mondo del calcio. A un'ora del fischio d'inizio, i tifosi inglesi si riversano verso la sezione riservata ai sostenitori italiani nello stadio Heysel, rompendo le reti divisorie. La folla è costretta a schiacciarsi contro il muro opposto, già occupato dagli hooligans. Quel muro cede scatenando una tragedia senza precedenti. Il 29 maggio del 1985 la vita di 39 persone, tra cui 32 italiani, viene spezzata, oltre 600 feriti. Scopriamo insieme l'origine dell'espressione once in a blue moon, che letteralmente significa una volta ogni luna blu. Ma cosa vuol dire esattamente? Bene, in realtà Blue Moon si riferisce alla seconda luna piena all'interno di uno stesso mese. E sapete che questo evento è così raro che si verifica soltanto ogni 3-5 anni. Proprio per questo, proprio per la sua rarità, ha dato vita a questa espressione. In italiano abbiamo un modo di dire molto simile, diciamo una volta ogni morte di papa. Anche qui il concetto è stato legato a un avvenimento piuttosto raro come appunto la morte di un papa. Non perdete tempo a cercare tra i canali televisivi, ho selezionato io per voi i programmi più interessanti da guardare oggi. Elezioni amministrative 2023, la maratona elettorale di Antenna Sicilia e Telecolor. Dalla chiusura delle urne, gli exit poll, lo spoglio in tempo reale, i collegamenti con i nostri inviati dai principali comuni al voto. Speciale elezioni amministrative 2023. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di un'icona degli anni 60, Daniela Rocca. A soli 16 anni conquista il titolo di Miss Catania e da lì inizia a farsi strada nel mondo del cinema. Ma è grazie al suo ruolo in Divorzio all'italiana che la sua carriera decolla, interpretando la moglie petulante e appiccicosa di Don Fefè. Ma il film non porta solo al successo, anche alla fine delle relazioni con il regista Pietro Germi e un tentativo di suicidio. Da quel momento in poi Daniela inizia un percorso doloroso che la porterà in strutture psichiatriche. Purtroppo la sua vita si conclude in una casa di riposo a Milo, dimenticata dal mondo del cinema che l'aveva vista brillare. Ci salutiamo con la consueta frase del giorno. Cadendo, la goccia scava la pietra, ma non per la sua forza, per la sua costanza. Arrivederci, a domani, ci vediamo con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.